Il presidente della regione Musumeci, l'assessore alla pesca Bandiera e il direttore del Dipartimento Pesca Caltabellotto hanno presentato alla stampa le azioni avviate nel campo delle infrastrutture nel settore pesca in Sicilia, previsti interventi per 16 milioni di euro di risorse comunitarie che coinvolgono 62 comuni marinari della nostra isola. I fondi da cui attingere sono quelli del FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e Pesca. Parliamo di una spesa di oltre 16 milioni di euro a favore delle infrastrutture portuali. 62 comuni siciliani, 62 comuni costieri potranno usufruire di questi interventi per ammodernare i porti, per consolidare le strutture di sicurezza, per portare delle innovazioni. L'importante è stare accanto ai pescatori. In Sicilia abbiamo 2.750 imbarcazioni, quasi 10.000 addetti, speriamo che nel corso degli anni possa crescere il numero degli addetti, speriamo che i giovani possano accostarsi a questa straordinaria attività che è la pesca e nei prossimi mesi abbiamo previsto per i prossimi mesi un altro intervento copioso finalizzato sempre all'ammodernamento dei porti e all'abbellimento dei centri, dei borghi marinari, perché fare turismo e fare pesca credo che sia un binomio assolutamente possibile anche in Sicilia, soprattutto in Sicilia, se è vero che è stato già sperimentato altrove. Stiamo dedicando attenzione ai diversi temi e nel caso della pesca, come avete avuto modo di notare, era necessaria una terapia d'urto che abbiamo già dato dai primi mesi del nostro insediamento. Poco fa parlavo appunto di un approccio organico, quindi non azioni episodiche che rischierebbero poi nel breve e medio periodo di risultare vane, ma un approccio organico che parte da un disegno di legge che abbiamo presentato al Parlamento e che mette mano al settore della pesca riordinandolo e declinandolo nelle nuove forme che necessitano, quindi mettiamo mano dopo 18 anni con un disegno di legge. Accanto a questo abbiamo in itinere, sono già pubblicati bandi che consentono ai pescatori di ammodernare le proprie attrezzature, di commercializzare il proprio pescato, di lavorarlo e poi oggi un fatto importante, cioè mettiamo concretamente in campo i FLEG, questi gruppi di azione locale legati al mondo della pesca e del mare che sono partenariato fra soggetto pubblico e soggetti privati che essi stessi, così come da indirizzo comunitario, hanno colto nel territorio quelle che sono le esigenze per promuovere lo sviluppo della pesca, delle coste e dei borghi marinari dal punto di vista appunto peschereccio marinaro ma anche, lasciatemi dire, turistico e beneficiano delle risorse comunitarie che la Regione gestisce. Devo dire che c'è un cambio di rotta dalla cultura della rottamazione a quella della valorizzazione dei pescatori. Per decenni l'Unione Europea ha investito solo per eliminare barche a pescatori dal mare. Si è aperta una finestra che consente di valorizzare, di guardare ai mercati ittici, di guardare alla valorizzazione dei prodotti. Tutti i flag, c'è una Sicilia con 62 comuni divisi in 7 gruppi di azione costiera che hanno pensato al proprio territorio, dalla Riviera Ionica Etnea alle tonnare del Trapanese, alle isole Sicilie, in maniera tale di fare una serie di investimenti infrastrutturali e di valorizzazione ittica che consentono alla pesca di mettere il meglio del proprio valore economico, antropologico e sociale. In tal modo credo che i risultati in un programma ovviamente che non si può esaurire in 6 mesi, ma un cambio di strategia come quello che è stato per esempio nel campo del vino in Sicilia, potrà dare i suoi risultati per tutti gli operatori.